Allora, ritorniamo, rivediamo un attimo anche la slide, quella della pensione anticipata, che è interessante per completare il discorso, e poi si parlava di buchi, eccola qua, prima le do la parola, poi vediamo un attimo i cosiddetti buchi contributivi, anche per esempio chi è andato all'estero, ritorna, cosa può fare, prego. Ok, allora ritornando sul sistema, sulla possibilità di accedere alla pensione, oltre alla pensione anticipata di cui parlavamo prima, che riguarda tutti coloro che si trovano a poter maturare i requisiti qui elencati, c'è anche la possibilità di avere un accesso alla pensione anticipata per chi è esclusivamente nel sistema contributivo, con 64 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Anche qui però viene introdotto, come potete vedere nella slide, il meccanismo dell'importo soglia per accedere alla pensione, che è pari al 2,8 l'importo dell'assegno sociale. Ad oggi significa questo importo circa 1.300 euro, che nel sistema contributivo significa avere delle retribuzioni continuative e di un certo livello. Certo livello siamo su... stiamo parlando di retribuzioni sicuramente che 20 anni, se consideriamo soli 20 anni, devono essere retribuzioni che sono minimo 2.000 euro al mese e che non sono certo le retribuzioni a cui possono accedere i giovani oggi, oppure ovviamente ampliando il numero di anni. Stiamo parlando di lordo o netto? Beh, lordo. Sì, non chiedo perché ogni volta sempre, ma minimo, poi ovviamente con minimo 20 anni possono essere anche 30 anni, 34 ma e poter accedere, di cifre... però voglio dire stiamo parlando di retribuzioni che sono abbastanza importanti per poter garantire una soglia minima di questo livello. Non è facile accedere, poi appunto lo step successivo sono i 67 anni, difficilmente chi ha iniziato a lavorare, diciamo i giovani oggi iniziano a lavorare così presto da poter maturare quel requisito pensionistico della pensione anticipata con i 42 anni e 10 mesi, perché poi quello rimane una possibilità sempre per tutti, a meno che poi non venga superata la Fornero. La pensione è un diritto maturato con anni di lavoro e fatica e versamenti reali. La pensione non è un bonus. Effettivamente è così, è un dato di fatto, tante volte si considera un qualcosa in più, no? Però tu versi, se sei un libero professionista, il peso lo senti tranquillamente di quello che uno versa. No? Dico libero professionista perché tantissimi giovani, che tante volte ci scrivono, perché noi diciamo sempre dipendenti, dicono che tanti giovani sono costretti ad essere in partita IVA, tantissimi, e dicono noi paghiamo le tasse e le tasse sono tantissime, è un dato di fatto anche questo, quindi ci sono anche posizioni contributive di chi è in partita IVA per tot anni, poi viene dipendente per un'azienda per altri tot, poi un altro buco partita IVA, quindi ci sono posizioni diverse, anche di versamenti di contributi, no? Esatto, le posizioni ormai sono le più svariate. Ovviamente la pensione è il frutto di quello che si è versato nel corso degli anni in modo continuo o discontinuo. Ma come fare per i buchi contributivi? Perché un po' era quello che dicevo, oppure introdotto... per quando uno va all'estero un periodo di tempo... Allora, il lavoro all'estero... ci sono gli accordi bilaterali che consentono ad esempio con i paesi della Comunità Europea di poter utilizzare i contributi versati nei paesi appunto convenzionati e per raggiungere il diritto a pensione, nel senso che quei famosi 20 anni o 40 possono essere raggiunti sommando anche gli anni lavorati appunto nei paesi in cui ci sono gli accordi bilaterali. E per quanto riguarda il diritto poi per la misura, ovviamente per l'importo verrà pagato dall'uno o dall'altro paese in base ai contributi che sono stati versati. Se io lavoro un periodo in Italia e un periodo in Inghilterra, potrò raggiungere il mio requisito pensionistico italiano tenendo conto anche degli anni svolti in un paese della Comunità Europea. Ho detto Inghilterra che non è più Comunità Europea, ma comunque è rimasta la convenzione, però poi avrò l'importo che ho versato in Italia. Poi con le regole pensionistiche del paese in cui ho svolto la mia attività potrò accedere ugualmente alla pensione, quindi potrò mettere insieme queste due posizioni, magari però in tempistiche diverse, no? Con importi che non mi consentono di avere una pensione adeguata. E comunque prima parlavamo dei buchi contributivi.
contributivi. È stato introdotto la cosiddetta pace contributiva, che però cesserà il 31 dicembre del 2021, ossia la possibilità di andare a coprire quei vuoti tra un contratto e l'altro per chi però è esclusivamente nel sistema contributivo. Diciamo che va a sanare una posizione, però chi non l'ha fatto fino ad ora, dal 1° di gennaio non avrà più questa opportunità. Perciò quindi sono bisogna tutte cose fatte a spot. Esatto, fatti a spot. Sono tutte situazioni che vanno a, diciamo, dare delle soluzioni sempre temporanee e che non sono stabili, che non possono garantire poi un sistema stabile nel creare la mia posizione, come non lo è il lavoro. Devo aggiungere qualcosa, vedevo che... Assolutamente no, è proprio questo, cioè una misura che poteva essere in qualche modo anche utile per chi come studentesse e studenti passa da un lavoro all'altro, però cesserà a breve, quindi insomma un'ulteriore prova del fatto che... Cosa chiedereste voi? Abbiamo pochi... Cosa vi vorreste per dargli maggiore tranquillità? Di un'eventuale riforma del sistema contributivo, ma comunque un aggiustamento, una modifica, ecco, che non punti soltanto ad una modifica spot, ad un bonus, ma che sia una riforma vera sul sistema pensionistico, che ci garantisca appunto di poter vivere dignitosamente anche dopo aver lavorato. Ecco. Avere prospettive future, questo è importante, cosa che da noi sempre non c'è mai. E invece secondo lei tecnicamente cosa sarebbe indispensabile adesso fare? Cosa vi aspettavate che venisse fatto magari già nella manovra attuale di governo? Beh, arriviamo a fine anno, ormai da tanti anni, dove ci sono grandi aspettative per una riforma pensionistica che possa effettivamente dare delle risposte, delle soluzioni, un po' a tutti, a chi nel lavoro c'è da tanti anni e a chi poi si sta approcciando per dare prospettive ai giovani, cosa che poi ogni anno viene assolutamente disattesa, introducendo dei sistemi che sono solo servono solo da tampone a quelle che sono le inefficienze del sistema in cui ci troviamo. Nel 2000, alcuni anni fa, 3 anni fa, è stato introdotto la quota 100 che dava la possibilità di anticipare la pensione rispetto a chi come prospettiva avrebbe avuto l'età della vecchiaia, quindi anticipandola per tutti coloro che compiuti 62 anni di età e con 38 anni di contributi potevano accedere alla pensione. Questa è una misura che cessa nel 2021, perciò se possono accedervi chi ha compiuto 62 anni, ossia tutte le persone del 59 che a fine anno potevano maturare i 38 anni. Se una persona ha la sfortuna di compiere gli anni il 1° di gennaio del 2022 è fuori da questa riforma, da questa possibilità. Viene introdotto per il 2022 la quota 102 che prevede la possibilità di andare in pensione con 64 anni, ma andiamo a pescare una platea che ha già avuto un'opportunità di anticipare la pensione, quindi va a pescare solo quelli che non avevano i 38 anni al 31 dicembre del 2021, perciò la platea è veramente bassissima, i numeri che ci danno e che insomma passano in continuazione nei media sono assolutamente bassi per poter ritenere quella misura una risposta rispetto al bisogno di avere delle riforme vere. Il aver riconfermato l'opzione donna anche per chi ha maturato il requisito nel 2021 comunque non è una risposta, perché è qualcosa che comunque ha un termine, non è una vera riforma, stiamo soltanto introducendo di anno in anno delle situazioni che vanno a tamponare una riforma che è sbagliata fin dall'inizio. Chiaro, parleremo ancora di questo perché non siamo fuori tempo massimo. Allora, sono tante cose da dire, naturalmente anche voi potete partecipare, mandate i vostri messaggi, comunque mi raccomando, per verificare la vostra posizione pensionistica ci sono le sedi dello SPCGL aperte su tutto il territorio, eccole qua, vediamo tutte le sedi presenti, c'è Belluno, Padova, Rovigo, c'è Verona, Vicenza, Treviso, eccetera, quindi ogni territorio ha le sue sedi, ma anche l'INCA naturalmente che aiuta a verificare quanto è stato
versato i contributi, insomma tutta un po' una serie di situazioni molto tecniche che però è bene fare per tempo, anche in proiezione, per capire tra virgolette di che morte morire ai noi, sperando che prima o poi qualcosa possa cambiare. Grazie alle nostre interlocutrici, Antonella Franceschini, direttrice patronato Inca CGIL di Padova, Alessia Conti, UDU, Unione degli Universitari di Padova, grazie allo SPI-CGIL e a voi naturalmente buon proseguimento. La puntata la potete rivedere in replica sul nostro sito internet. Grazie.